Questo servizio è offerto da Caffè Epoca, main partner Catane Soccer e KF Corporation, leader nel confezionamento per l'ortofrutta e l'industria. Bentrovati amici appassionati, ci troviamo allo stadio Giovanni Biazzo di Ragusa per approfondire la sfida di ritorno dell'accoppiamento A Under 15 delle fasi finali regionali siciliane. In campo Catane Soccer e Ragusa Boys, partita che nella gara d'andata terminò per 4-2 in favore dei ragazzi di Mister Chisari, andati a segno con Castro, Santonocito, Scaletta e Sabbia ad accorciare le distanze. La doppietta di Alessandro Guastella per i Ragusa Boys, fischietto affidato al signor Alessio Marino della sezione 10 Reale, quando grazie alle immagini a cura di Dario Agnello scopriamo i 22 protagonisti di questa sfida impegnati nelle fasi di scaldamento e nel loro ingresso in campo pre-gara. Completo bianco con inserti blu per la Catane Soccer, prima forza del girone D, che ha collezionato sin qui ben 91 reti, all'attivo solo 26 quelle al passivo. Total blu invece per i Ragusa Boys. In palio la qualificazione alle semifinali regionali. Un'occhiata al cronometro allora per il direttore di gara Marino e possiamo partire. Dopo 3 di gioco è già tempo per il vantaggio della Catane Soccer, con l'imbucata di Gangi che trova l'inserimento di Castro in vole. Castro lascia di sasso vitale per il vantaggio dei ragazzi di Mister Chisari, che dopo 180 secondi blindano già la qualificazione, e prova allora a reagire la formazione di Mister Massari con la palla in verticale di Celeste per l'inserimento di Algeri, che sguscia tra una serie di maglie bianche, prova a restituire il pallone al compagno, trova la chiusura attenta però di Pellegrino al 21esimo. Ancora formazione casalinga e prova a sfruttare la velocità del proprio numero 11, risponde presente il numero 3 Occhi Pinti. Alla mezz'ora però il gran tentativo di De Luca, che testa i riflessi di Vitale, si fa trovare attento il numero 1 della formazione Iblea. Ancora Catane Soccer però al 31esimo, grande azione, tutte le prime intenzioni, che libera Santonocito sul biniero mancino, salta un avversario. Santonocito! Seconda rete di giornata, questa volta porta la firma di Simone Santonocito, che al pari del compagno Damiano Castro è andato a segno nella gara di andata e si è fatto trovare pronto anche qui al Giovanni Biazzo. Tutta di prima intenzione l'azione che ha liberato il numero 11, poi lesto a saltare l'avversario e depositare alle spalle di Vitale. Si spegne così la prima frazione di gioco, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-2. Servirebbero così 5 reti ai ragazzi di Mister Massari per andare a ribaltare la controversia. Infatti non accade molto altro nel secondo tempo, solo all'ora di gioco il gol, quello del punto esclamativo da parte di Giovanni Lo Monaco, numero 10 della formazione catanese, che riesce a svettare su questo corner dalla destra e lasciare ancora una volta impietrito il numero 1 della formazione locale. Cala il tris, la compagine di Mister Chisari, si attende solo il triplice fischio, arriva puntuale. Game over allo stadio Giovanni Biazzo di Ragusa. Ragusa Boys contro Catane Soccer è già storia e termina per 3-0 in favore dei ragazzi di Mister Chisari, che vanno a segno nella prima frazione di gioco grazie alle marcature di Castro e Santonocito, al quale segue quella del tris nella ripresa di Lo Monaco. 4-2 nella gara d'andata, 0-3 in quella di ritorno. Sarà quindi semifinale regionale siciliana per la formazione del presidente Riolo, da Claudio Costanzo e da tutta la Wisport. Allora non resta che augurarvi un saluto e rimandarvi alle semifinali al Valentino Mazzola di San Cataldo. Ciao!